Siamo in via Premuda, una laterale di via Piave. I residenti e i commercianti sono esasperati. Siamo costretti a chiamare le forze dell'ordine ogni mezz'ora. Spaccio, risse, degrado e bivacchi. C'è chi ha paura di aprire il negozio, chi di uscire di casa. Sembra non ci sia soluzione, dice qualcuno, consapevole che anche le forze dell'ordine possano fare poco. Tutti i giorni, verso le mezzogiorno, dalle 2:30 alla sera tardi, ci sono tutti i ragazzi, sia quelli drogati che i spacciatori. Si drogano davanti al cinema, davanti ai negozi. L'altro giorno c'era un ragazzo che infilava la siringa sul collo di un'altra. La polizia la chiamiamo, viene, poverina, perché non si può dire assolutamente di no, solo che non possono farci niente. Gli unici che riescono a prenderli è l'esercito. Vedete voi cosa possiamo fare e ogni giorno si aggiungono dei ragazzi nuovi. Quello che spesso si percepisce però è un po' che siamo un pochino lasciati a noi stessi, un pochino abbandonati, perché la polizia, che pure è molto presente, quindi i controlli ci sono, spesso però sono intempestivi e immagino che anche in base alla mole di interventi che vengono richiesti non possano fornire un servizio sempre immediato. E anche perché, come ben si sa, non hanno la possibilità di agire forse come sarebbe opportuno, come sarebbe più efficace. La rabbia è tanta, così come la paura anche di denunciare apertamente la situazione per il timore di qualche ritorsione da parte di questi sbandati, e i cittadini preferiscono mantenere l'anonimato di fronte alle telecamere. Ci hanno detto che se li riprendiamo, li fotografiamo, ci fanno del male. Ma tra paura e rabbia c'è anche la voglia di riprendersi la città, come recitava lo slogan della manifestazione cui mesi fa hanno preso parte migliaia di cittadini. Sono zone che hanno tanto potenziale, io ci credo, io sono originario di un'altra regione, vivo qua e voglio viverci, voglio starci. E anche gli anziani di Via Piave, anche le famiglie di Via Piave, tantissime famiglie di stranieri vivono questa situazione, non siamo solo noi italiani. È molto complesso, c'è gente che gira per strada con le siringhe come se fosse una sigaretta o un telefonino. Vogliamo più servizi di assistenza, vogliamo aumentare le persone, vogliamo aiutare le persone che si trovano in difficoltà.